Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Messina si scava ancora, proseguono senza sosta le ricerche dei due dispersi. I commercianti che lavoravano all'interno della struttura da giorni si sentivano dei crepiti. Sabato le prime autopsie. Sangue sulle strade siciliane. A Palermo muore un 28enne, a Trabia un'altra vittima grave, un centauro dopo lo schianto ad Agrigento. Ancora una giornata drammatica sulle strade dell'isola. Carini, bimbo precipita dal balcone di casa, un volo di 2 piani, ha 8 anni ed è ricoverato in gravi condizioni ma cosciente. Si indaga, l'ipotesi è quella di una tragica caduta accidentale. Catania 3.500 monopattini che non sarebbero mai giunti in Italia e una fattura di quasi 5 milioni di euro fittizia. La truffa sulla mobilità sostenibile scoperta dalla Guardia di Finanza che ha eseguito un sequestro preventivo per quasi 5 milioni di euro. A Modica, nel Ragusano, un'inchiesta scuote il mondo del volontariato e dell'assistenza a persone con disabilità. 13 indagati, 2 arresti domiciliari, tra questi il presidente della Onlus Anfas. Secondo la procura avrebbe consentito ai volontari privi di qualifica sanitaria di somministrare farmaci agli ospiti della struttura. A Bagheria, nel Palermitano, 2 comuni appartamenti erano in realtà 2 case del piacere, luoghi di incontri sessuali coordinati online. A scoprirlo è stata la polizia della sezione giudiziaria della Procura di Termini Imerese, 8 le persone indagate. Calcio, Palermo scatenato sul mercato verso la chiusura, l'ingaggio di Gabriel Strefezza, estremo offensivo in forza alla Olympiacos. Sabato sera l'esordio del Catania in Coppa Italia allo stadio Menti di Vicenza. Sul fronte mercato Stoppa ceduto a titolo definitivo al Campobasso. Bentrovati. In apertura il palazzo crollato a Messina perché si scava senza sosta alla ricerca degli ultimi dispersi. Sabato le prime autopsie, un pool di periti dovrà accertare le cause, ma l'ipotesi più accreditata è il cedimento strutturale riconducibile ad alcuni lavori al piano terra. Tonino De Mana. Si scava incessantemente con il caldo che mette a dura prova la resistenza dei vigili del fuoco che da giovedì, notte e giorno, cercano di recuperare gli ultimi corpi dopo il crollo della palazzina a Pistunina. Squadre specializzate di soccorso, nucleocinofili, piloti di droni ed esperti nella conduzione di mezzi movimento terra setacciano palmo a palmo quel che resta dell'edificio accartocciatosi su se stesso per un probabile cedimento strutturale sulle cui cause o concause un pool di esperti nominato dalla Procura di Messina dovrà far luce. Ieri gli interrogatori di 2 dei 3 indagati per omicidio colposo plurimo e disastro colposo, Pietro Leone, cugino delle vittime, ed Alessandro Panarello, che aveva commissionato i lavori per una macelleria, e sdrittato quello di Pasquale Dalì perché è ancora ricoverato per un trauma facciale riportato nel crollo. Tra le macerie si cercano ancora il marito di Rosa Leone, Santino Magazzù, ed il collaboratore domestico Lariu Varna Curarassia. Sono stati ritrovati nei giorni scorsi i corpi dell'imprenditore Carmelo Leone e delle sorelle Rosa e Sara e di Alessandra Frazzica, 21 anni, commessa del bazar cinese, la più giovane delle vittime. Per la morte di Alessandra, matricola del corso di laurea in lingue e letterature straniere e tecniche della mediazione linguistica, è arrivato anche il cordoglio dell'Università di Messina che si stringe al dolore dei familiari. Sabato sarà conferito l'incarico per le autopsie e per ulteriori accertamenti tecnici, mentre i camion fanno la spola con il parcheggio rosso dello stadio San Filippo per depositare le macerie di un palazzo che, a detta di molti, scricchiolava e vibrava da diversi giorni. Proprio su questo aspetto la magistratura sta concentrando ogni sforzo per accertare cause ed individuare i responsabili del disastro. Ancora sangue sulle strade siciliane. Ad Agrigento un violento scontro tra un'auto e uno scooter lascia un centauro in gravi condizioni. Nelle stesse ore Palermo e Trabia piangono altre 2 vittime. Il bilancio degli incidenti continua ad aggravarsi. Davide Sardo.
Ancora un grave incidente sulle strade di Agrigento. Un violento scontro tra un'auto e uno scooter ha provocato il ferimento di un centauro, ora ricoverato in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto al bivio del villaggio Peruzzo. Per cause ancora in fase di accertamento, una jeep con a bordo una famiglia di turisti provenienti dalla Svizzera si è scontrata con uno scooter Yamaha. L'impatto è stato particolarmente violento. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, finito sull'asfalto dopo la collisione. Scattato l'allarme, sul posto sono arrivati i sanitari 118 che hanno prestato le prime cure al ferito prima di trasferirlo d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Agrigento. Secondo le prime informazioni, il centauro versa in gravi condizioni. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri, una squadra di vigili del fuoco e la polizia locale che ha gestito la viabilità durante i soccorsi ed ha eseguito i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro. Non solo a Agrigento, a Palermo un violento scontro tra uno scooter e un mezzo pesante è costato la vita a un giovane di 28 anni. Si aggrava anche il bilancio del tragico incidente di Trabia. È morto il motociclista di 42 anni, rimasto gravemente ferito nello schianto in cui aveva perso la vita una ragazza di appena 14 anni. Un'altra giornata segnata dal drammatico bilancio delle vittime della strada. E un bambino di 8 anni è rimasto gravemente ferito ieri sera dopo essere caduto dal balcone di casa sua al secondo piano di uno stabile di Carini nel Palermitano. Trasportato in codice rosso all'ospedale Cervello di Palermo, il bimbo ha riportato diverse fratture. Nonostante la gravità della caduta e dei traumi riportati, sarebbe rimasto cosciente. Indagano i carabinieri. Secondo le prime verifiche si sarebbe trattato di una caduta accidentale. È morta all'ospedale Cannizzaro di Catania la 57enne che 5 giorni fa era stata ricoverata nel reparto di rianimazione in gravissime condizioni, con ustioni di secondo e terzo grado sul 50% del corpo dopo un grave incidente domestico. La donna, che era rimasta appunto vittima di questo incidente domestico a Giarre, era stata soccorsa e trasferita a Catania con un elisoccorso del 118. Truffa sulla mobilità sostenibile, sequestrati i beni per 4 milioni di euro. Un'inchiesta della Procura di Catania indaga rappresentanti di 2 società. Orazio Longo. 3.500 monopattini che non sarebbero mai giunti in Italia e una fattura di 4.800.000 euro, priva di effettività sia sotto il profilo commerciale che giuridico. La Guardia di Finanza di Catania e di Modena ha eseguito un sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Catania per un valore complessivo di 4 milioni di euro, ritenuto profitto del meccanismo fraudolento ipotizzato nei confronti di persone fisiche e società coinvolte in una frode connessa alla percezione di un finanziamento assistito da garanzia pubblica. Le investigazioni hanno riguardato un'impresa catanese operante nel settore della mobilità sostenibile. Gli accertamenti eseguiti hanno consentito di ricostruire un articolato meccanismo fondato su un fittizio aumento di capitale sociale dimostrato mediante un assegno bancario mai effettivamente negoziato. L'investimento doveva sviluppare una collaborazione con un'azienda nazionale operante nel settore della micromobilità per la gestione da parte della società beneficiaria dei mezzi sul territorio avvalendosi del marchio e della tecnologia dell'impresa. Una volta accreditate sul conto corrente della società richiedente, le somme del finanziamento sono state interamente trasferite nel giro di 72 ore a una società statunitense con sede nel Delaware. I rappresentanti legali delle 2 società coinvolte sono indagati per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, autoriciclaggio e false comunicazioni sociali, mentre nei confronti delle 2 società sono stati ravvisati anche illeciti amministrativi. 13 indagati e 2 arresti domiciliari per il presidente dell'Anfas di Modica e per un operatore. Un'inchiesta dei carabinieri che getta un'ombra su un'associazione da sempre punto di riferimento per l'assistenza alle persone con disabilità in città. Tutti i dettagli da Veronica Barbarino. Incredulità e sgomento a Modica per l'inchiesta dei carabinieri che ha coinvolto l'Anfas cittadina. Sono scattati infatti gli arresti domiciliari per maltrattamenti aggravati dalla posizione di garanzia per il presidente Giovanni Provvidenza e per uno dei suoi operatori. Coinvolti anche 12 lavoratori della struttura, tutti giovani ragazzi volontari e operatori di servizio civile, indagati a vario titolo per maltrattamenti nei confronti degli assistiti. A Provvidenza è contestata anche l'ipotesi di esercizio
esercizio abusivo della professione infermieristica. Secondo la procura, infatti, avrebbe consentito ai volontari privi di qualifica sanitaria di somministrare farmaci agli ospiti della struttura. Per alcuni degli 11 indagati è scattato il divieto di frequentare strutture e associazioni che ospitano persone con disabilità, mentre per altri la denuncia è a piede libero. L'indagine, condotta dai carabinieri del NAS e della compagnia di Modica, è partita circa un anno fa, a seguito di una segnalazione, e si è sviluppata attraverso anche intercettazioni ambientali. Le accuse sono ora al vaglio della magistratura. 2 anonimi appartamenti nel centro di Bagheria erano in realtà luoghi di incontri sessuali coordinati online. A scoprirlo è stata la polizia della sezione giudiziaria della Procura di Termini Imerese. Manlio Viola. 400 clienti al mese, almeno 900 accessi documentati durante le intercettazioni e un giro d'affari ampio, anche se ancora da quantificare. 8 persone intente nel gestire il traffico sessuale in 2 appartamenti anonimi del centro di Bagheria, in provincia di Palermo. È quello che ha scoperto la Procura di Termini Imerese dopo mesi di indagini delegate alla sezione di polizia giudiziaria della stessa Procura termitana. Al culmine delle intercettazioni video sul via vai di quegli appartamenti, il GIP ha firmato il provvedimento di sequestro di entrambi gli immobili, mentre sono 8 le persone indagate a piede libero. Il sistema di gestione del mercato del sesso era consolidato, tutto partiva da annunci su siti specializzati in incontri sessuali. Dopo il primo contatto online e la scelta della ragazza, seguiva il contatto telefonico per pattuire cifra, ora e luogo. I poliziotti hanno seguito l'iter e documentato il via vai di persone. 900 gli accessi ripresi nell'arco di poco più di 2 mesi, 400 i clienti. Poi è scattato il blitz che ha portato al sequestro degli appartamenti, ma anche di smartphone, computer e dispositivi elettronici in possesso degli 8 indagati. L'obiettivo degli investigatori è adesso quello di analizzare le chat e i tabulati per ricostruire la rete di contatti, definire con esattezza i singoli ruoli all'interno dell'organizzazione e verificare i flussi di denaro. C'è un sospettato, ma restano ancora tanti i punti da chiarire sul tentato duplice omicidio avvenuto ieri nelle campagne di Riesi. Mentre migliorano le condizioni dei 2 feriti, i carabinieri continuano la caccia all'uomo. Rita Cinardi. È un 55enne con precedenti per reati contro la persona il principale sospettato del tentato duplice omicidio avvenuto nelle campagne di Riesi. L'uomo è ancora ricercato dai carabinieri che, con il supporto dello squadrone riportato Cacciatori Sicilia di Sigonella, continuano a battere le campagne attorno alla miniera Trabbieta La Rita, dove ieri un uomo di 58 anni e una donna di 40 anni sono stati feriti a colpi di pistola. Secondo quanto emerge dalle indagini, a indicarne le generalità sarebbe stato lo stesso 58enne ferito prima di perdere i sensi. Il movente resta però ancora da chiarire. Al momento non trovano riscontri investigativi le voci su una presunta infatuazione del sospettato nei confronti della donna, mentre resta assolutamente esclusa la pista mafiosa. È invece emerso che i 2 feriti erano legati da una relazione sentimentale. Intanto arrivano notizie incoraggianti dagli ospedali. La 40enne ricoverata al Sant'Elia di Caltanissetta dopo un delicato intervento di neurochirurgia è in miglioramento e, come confermato dal primario del reparto di rianimazione Giancarlo Foresta, non è più in coma farmacologico. Migliora anche il 58enne ricoverato al Cannizzaro di Catania. Per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto saranno fondamentali le dichiarazioni della donna, che verrà ascoltata dai carabinieri non appena le sue condizioni cliniche lo consentiranno. Erano diventati l'incubo dell'outlet di Agira nell'Ennese. Ora sono stati smascherati dai carabinieri di Enna con la collaborazione dei militari di Agira, che hanno individuato gli autori di alcuni furti e tentati furti di autovetture che si sono verificati nei mesi scorsi nei parcheggi del grande outlet di Taino. Il gruppo, attraverso un abile meccanismo, riusciva a manomettere i sistemi di accensione dei veicoli e portarli via con targhe clonate apparentemente pulite per gli spostamenti dell'autovettura appena rubata, che veniva subito trasferita in altre province limitrofe. Andiamo a Catania, sequestrati oltre 2 kg di cocaina, arrestato un 68enne. La Guardia di Finanza ha fermato l'uomo al casello autostradale di Catania San Gregorio durante un controllo. Il suo nervosismo ha spinto i militari a perquisire il veicolo, dove hanno poi scoperto in un vano nascosto nel cruscotto 2 panetti di cocaina per un peso complessivo di circa 2 kg. La droga, se immessa sul mercato dello spaccio, avrebbe potuto fruttare circa 400.000 euro.
euro. L'uomo è stato arrestato in flagranza per detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti. Il Tribunale di Catania ha successivamente convalidato l'arresto e il sequestro della droga. Emergenza idrica. Ancora ad Agrigento cresce la protesta dei cittadini per l'emergenza idrica, mentre in molte case e nei ristoranti l'acqua continua a non arrivare per strada, si disperdono invece migliaia di litri. Sullo stop alle autobotti esplode intanto lo scontro tra Comune, AICA e gli operatori del servizio sardo. Nuovo fronte di scontro sull'emergenza idrica ad Agrigento. Dopo la sospensione del servizio di approvvigionamento con le autobotti, il Comune attacca AICA e parla di una grave violazione dei diritti dei cittadini, annunciando anche possibili azioni legali. Lo stop al servizio è stato deciso autonomamente dagli autobottisti in contrasto con il gestore AICA. Dunque, anche a lei manca l'acqua a casa ed è costretto a riempire il recipiente? Prima avevo dei bidoni e sollevare i bidoni era troppo pesante. Ora ho comprato questo qua e praticamente andare a fare fila di 3-4 ore là, sotto il sole, guardi come sono conciato. Io non arrivo a capire perché c'è questa ostinazione nel vietarci di avere l'acqua. Che cosa abbiamo fatto di male? Intanto, mentre in molte case e in diversi ristoranti l'acqua continua a non arrivare, lungo le strade si continua a sprecarla. Come mostrano queste immagini, un vero e proprio fiume d'acqua fuoriesce dalla scalinata tra via Manzoni, via Venezia e via Torino, sotto lo sguardo impotente di cittadini e residenti. Questa è una situazione che non può in alcun modo andare avanti, c'è profonda inefficienza e viene osservata anche sul fatto che riscontriamo, denunciamo e segnaliamo perdite idriche dovunque e non c'è quel servizio capace di garantire il ripristino in maniera immediata. Il Comune ha convocato un tavolo tecnico urgente con AICA, ATI e tutti i soggetti coinvolti per fare chiarezza sulla vicenda e ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. Se non arriveranno risposte concrete, Palazzo dei Giganti è pronto ad avviare azioni legali a tutela dei cittadini. Dal 2028 arriverà il pedaggio sulla A18 Siracusa-Gela. La novità però ha scatenato la polemica, soprattutto tra chi percorre ogni giorno questa autostrada mai completata. Il tratto in funzione infatti si ferma a Modica. Noi siamo andati sul posto per sentire la voce degli automobilisti con Francesco Aloi. Credo che ancora sia un po' presto per metterla a pagamento, perché non mi sembra tanto efficiente. L'autostrada Siracusa-Gela, che in realtà si ferma a Modica, sarà a pagamento. La notizia, che sta girando già da alcuni giorni, sta facendo storcere il naso a molti. Per noi che viaggiamo tutti i giorni, sarebbe un problema, ecco. Per me non è giusto. Dal 2028, quindi, Autostrade Siciliane metterà in funzione i caselli. Nel primo step sarà interessato il tratto tra Siracusa e Rosolini, poi quello fino a Modica. Qui siamo a 2 passi dallo svincolo di Cassibile. Fino a qualche anno fa, lì in fondo c'erano i caselli, che a quanto pare a breve torneranno. Una cosa brutta noi che lavoriamo e facciamo vai e vieni tutti i giorni. Ma c'è anche qualcuno che la pensa diversamente. Come tutte le altre autostrade, una cosa normale, ci dobbiamo arrivare a quel punto. Rispetto alla Catania-Messina, la strada è simpatica. Degli oltre 130 chilometri di autostrada previsti, dagli anni 70 ad oggi ne sono stati realizzati in meno della metà. Eppure questa è una strada molto battuta non solo dai pendolari, ma anche da chi vuole raggiungere le mete turistiche della zona sud del Siracusano e del Ragusano. Ma la notizia del pedaggio sta rimbalzando anche tra i palazzi della politica, tra chi chiede di fare un passo indietro e chi invece propone una tariffa ridotta per i residenti. Il commissario nazionale per la frana di Niscemi venga in Consiglio Comunale a riferire pubblicamente sullo stato degli interventi e sulle ragioni dei ritardi nell'avvio dei lavori. Lo chiede il Comitato Evento Franoso, che rappresenta gli sfollati di Niscemi che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni e le attività
per la frana degli scorsi mesi. Inoltre denunciano il ritardo nell'avvio dei lavori e nelle procedure di ristoro per le abitazioni coinvolte, oltre alla situazione di incertezza che vivono molte famiglie da più di 6 mesi, perché non conoscono ancora la sorte della propria casa. Sicurezza negli ospedali. Al pronto soccorso del presidio Rodolico di Catania arrivano le bodycam per il personale sanitario, una misura sperimentale per fermare le aggressioni. Adelaide Barbagallo. Un piccolo dispositivo da indossare sopra la divisa e all'occorrenza azionare. Sono le bodycam, da oggi in uso al pronto soccorso del Policlinico di Catania per garantire la massima sicurezza a chi cura e a chi viene curato. Da oggi medici, infermieri e operatori sociosanitari li indosseranno. I dispositivi non saranno sempre accesi, il personale li attiverà esclusivamente in situazioni di reale pericolo o di potenziale aggressione. Verrà emesso un segnale acustico e nel display apparirà la scritta dell'area in cui è scattata l'emergenza. Nel frattempo la bodycam registrerà tutto. L'obiettivo è fare da deterrente contro i violenti, tutelare chi lavora in prima linea e assicurare al contempo la serenità dei pazienti e dei loro accompagnatori. Consente alle forze dell'ordine di far scattare gli automatismi per cui possono intervenire non solo nel momento in cui avvengono i fatti, ma anche nelle ore successive, quando magari l'autore del fatto si è allontanato e scappato. Ovviamente è uno strumento, non è l'unico, va appaiato e accompagnato con la formazione dei nostri operatori per gestire i momenti di criticità che ovviamente accadono, perché è il momento più dedicato di massima fragilità del soggetto in cui si appresta a entrare in un pronto soccorso. Tutto avverrà nel pieno rispetto delle norme sulla privacy e sulla protezione dei dati personali. Lo spettacolo adesso si intitola Strepitus Silenti, le notti delle catacombe, ed è il viaggio tra spiritualità, teatro e memoria all'interno della catacomba di San Giovanni a Siracusa. Edizione arricchita quest'anno con l'inserimento della cripta di San Marciano. Ci racconta tutto Orazio Longo. Il rumore del silenzio è la spiritualità, ma è anche il teatro, la memoria. Strepitus Silenzi, le notti delle catacombe, è la rassegna che ha preso il via a Siracusa nella catacomba di San Giovanni. La rinascita dell'anima alla vita eterna. Strepitus Silenzi come fragore del silenzio, questo silenzio che ci ricorda che questo luogo è memoria, è comunità, come le comunità dei cristiani che rendevano omaggio ai propri defunti. 15 serate per tutto il mese di agosto per immergersi nella storia di Siracusa attraversando le gallerie della catacomba. È un viaggio nel vero senso della parola spirituale, perché si entra in contatto con quello che è stato questo mondo che sembra così antico ma che è ancora così attuale. Tutto quello che vediamo in catacomba ci parla di vita. Oltre a Marinella Scognamiglio e Attilio Ierna, fanno parte del cast di Strepitus Silenzi Doriana Lafauci e Caterina Pugliese, musiche di Romualdo Trionfante e Luciano Maria Moricca. Ci fermiamo per una breve pausa, tra poco lo sport. Ritorniamo in studio con lo sport, partiamo dal Palermo che è scatenato sul mercato, praticamente preso Gabriel Strefezza, esterno offensivo in forza all'Olympiakos, affare quasi chiuso, manca solo l'ufficialità, come ci racconta Marco Gulà. È uno di quei colpi ad effetto che possono far fare il salto di qualità. Il Palermo ha praticamente chiuso per Gabriel Strefezza, esterno offensivo brasiliano in forza all'Olympiakos. Un giocatore che rappresenta un lusso per la Serie B. È un esterno atipico, piede destro naturale, non gioca a piede invertito, ma può essere schierato anche sulla tre quarti o sulla corsia sinistra. Strefezza arriverà a Palermo a titolo definitivo con un contratto pluriennale per una cifra complessiva tra parte fissa e variabile di circa 5 milioni di euro.
euro. Per lui è previsto un ingaggio ricco superiore al €1 milione che lo renderà il calciatore più pagato dell'organico rosanero. Cifre giustificate da un curriculum di tutto rispetto: 22 gol in 103 presenze in Serie B, 18 reti in 137 partite in Serie A. Strefezza ha già detto sì al Palermo, ancora qualche dettaglio da limare e poi arriverà la fumata bianca. Il Palermo intanto si prepara per la tournée australiana. Venerdì 7 affronterà il Melbourne City, poi giorno 11 la Juventus. Strefezza dovrebbe aggregarsi ai suoi nuovi compagni direttamente a Palermo, quando la squadra preparerà l'esordio stagionale in Coppa Italia contro il Lecce al Barbera, tra l'altro ex squadra dell'esterno brasiliano. Il Catania intanto si avvicina all'esordio ufficiale in Coppa Italia. Sabato sera la sfida contro il Vicenza, neopromosso in Serie B. Mercato in fermento, il club etneo a caccia di rinforzi in difesa e in attacco. Tonino De Mana. Si avvicina a grandi passi l'esordio in Coppa Italia con il Catania che a Norcia intensifica gli allenamenti in vista del primo test ufficiale, ovvero la gara di Coppa Italia contro il Vicenza, neopromosso in Serie B. Mancano pochi giorni alla sfida e mister Longo sta facendo salire i giri del motore, consapevole però di avere una macchina in rodaggio e soprattutto incompleta. In entrata servono almeno 2-3 innesti di qualità ed uno di questi potrebbe essere Yuri Rocchetti, classe 2003, elemento duttile capace di ricoprire più ruoli, esterno o centrale difensivo o laterale di centrocampo. Per l'attacco piace Massimo Coda, seguito anche in Serie B, ma l'età del giocatore, 37 anni e l'eccessivo ingaggio, non convincono pienamente la dirigenza etnea, che nelle ultime ore avrebbe rivolto le attenzioni su Cosimo Patierno, da almeno 2 anni nel mirino del club di Pellicra. Patierno, la scorsa stagione da Avellino in Serie B, ha disputato 24 partite, la metà da titolare, segnando un solo gol. Score decisamente diverso l'anno precedente, sempre con l'Avellino, con 15 reti decisive per la promozione tra i cadetti degli Irpini. In uscita è ufficiale il passaggio di Stoppa al Campobasso, con le valigie pronte anche Dini e Di Noia. Questi ultimi sarebbero finiti nel mirino del Barletta. Capitolo abbonamenti: già 7.756 le tessere sottoscritte dai tifosi rossazzurri. Ancora una brevissima pausa, poi le ultime notizie.